Io resto sempre convinto che l'area marciana e comunque Venezia sia un museo a cielo aperto, come tutti i musei deve essere trattata con molta cura, cercando di far capire da un lato ai turisti che la visita di Venezia non è una visita normale di una comune città, dall'altro cercando anche di identificare i numeri sostenibili per questa città. Resto però convinto del fatto che non deve essere ghettizzante questo discorso, non si pensi di fissare un numero chiuso per premiare solo i ricchi, tutti devono poter visitare la città. Entrerà in funzione il 1° febbraio l'annunciata sperimentazione dei contapersone in piazza San Marco, in contemporanea con l'avvio delle celebrazioni del Carnevale. Un limite è necessario, riconosce anche il presidente veneto Luca Zaia. Riflettori puntati soprattutto sulla sicurezza, la stretta normativa di quest'anno imporrà un numero di spettatori limitato agli eventi principali nella piazza. La grande preoccupazione resta sempre quella degli squilibrati e del terrorismo. Penso che Venezia ha un vantaggio, pochi varchi di ingresso, ovvero Piazzale Roma, la stazione, aveva un varco acqueo volendolo valutare e proprio su questo fronte spero e so che l'anno scorso si è fatto un bel lavoro che i controlli siano serrati.